Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico così di incoraggiamento per scaldarci. Stasera, questa puntata qui, diciamo in questo gennaio, abbiamo la possibilità di ascoltare diciamo una band. Tra poco arriveranno qui, sono in una veste nuova, se non ho capito, anzi praticamente inedita. Avremo la possibilità di ascoltarli qui per la prima volta, diciamo in questo modo. Signore e signori, ci saranno i Malbec questa sera, lo dico Malbec. E adesso pronto già sul palco abbiamo un uomo solo al comando, come ti posso presentare? Un cantautore, perché come si dice normalmente in questi casi. Signore e signori, diamo il benvenuto a Nicola in musica. Oh Nicola, benvenuto. Allora, dunque, arrivi diciamo soltanto con la chitarra perché in effetti sei un cantautore, diciamo. Hai anche militato in diverse band, io ho visto nella tua... Sì, per ora sono da solo. Però diciamo sei da solo con diciamo, queste due canzoni che, se non ho capito male, stasera ci farei sentire anche un inedito, ma in parte diciamo, raccontano quello che hai diciamo, pubblicato fino ad adesso, perché ci saranno brani da questo EP che si chiama B e P, detto anche Beep, Beep, sì, per gli amici Beep. per gli amici Beep, e poi insomma questo brano che invece è il tuo ultimo singolo, Sì, Destinity. Destinati. Adesso non so con che cosa vuoi cominciare stasera, di solito c'è un pezzo... Con un brano dell'EP. che è il tuo pezzo forte, diciamo, ormai che Sono tutti pezzi forti. sono tutti pezzi forti, sono tutti pezzi forti. No, Allora, è pezzo forte sì perché si chiama Uomo di Pietra, quindi magari forse ricorda. pezzo più duro, diciamo, un pezzo più alla Stones, Sicuro. più alla Rolling Stone, un pezzo più alla Rolling Stone. E io così adesso poi andremo a scoprire bene, però tra le tue note biografiche ho scoperto che Torino è stata una città che ti ha fatto un po', come dire, poi scoprire la vocazione della musica, o no? No, in verità sono da quando avevo 13 anni. Non so, ma devo dire una cosa così per provocare. Suoni da quando... Poi Sei riuscito. per provocare, quindi suoni da giovane, però poi sei arrivato a Torino perché tu sei in realtà originario della Sicilia, no? Della Sicilia. Poi sei arrivato a Torino e a Torino hai confezionato un progetto nuovo, questo sì. Ah, vedi, quello sì, che era proprio quello che sentiamo stasera. Sì. E quindi diciamo ho studiato, come vedete non è che dici quello non si è preparato, ho studiato e sono pronto per presentarvi il primo brano che però non so come si chiama. Uomo di Pietra. Ah, l'avevi anche detto, mannaggia la miseria. Signore e signori, uomo di pietra, non sappiamo se lui, ma questo però è lui sul palco. Nicola, in musica. Vince il fato contro chi non si è mai arreso. Non è facile capire ciò che è stato per te. Ti vedo adesso mentre tu lo fai da un po', immaginando parole che ora so, perché la pietra si è preso tutto ciò, perché hai creduto sempre troppo. Scivola, il resto scivola, tutto il viscido al tocco, bombe spari come neve d'inverno.
creduto e tu non lo so, dicendo frasi senza un senso, perché la pietra si è presa tutto ciò in cui hai creduto sempre troppo. Grazie. Allora, questo era un brano, se non ho inteso male, estratto da questo EP che potremmo pronunciare Beep, ma invece è un gioco di parole, B e P, perché tu hai frequentato degli artisti contemporanei, Sì. ti sei macchiato di questo peccato, diciamo la verità, e quindi hai cominciato un po' a giocare con le parole, o no, era una cosa che ti veniva già, o è stato un po'... No, come mi è venuto il... Sì, un po' tutte e due, ho fatto una domanda un po' diciamo multipla, tu puoi rispondere da che parte vuoi. No, in verità è stato un abbaglio. Appunto beep ricorda qualcosa di fulminante, veloce, super. Mi ricorda il coyote, quindi. Il coyote, Ah, beep beep. Sì, beep beep. Sì. No, beh, è un po' l'attitudine che ho nello scrivere, ovvero quello che scrivo lo scrivo perché ciò che mi viene è qualcosa di lampante, fulminante, e da lì scrivo. Quindi Certo, beep, un beep, flash, e poi, diciamo. e poi ho separato B, che significa essere in inglese, E e quindi è un po' una cosa, una domanda. essere un EP, praticamente. Quello in effetti è un EP, quello che hai fatto. Quindi, Sì, vabbè, quello lo davo per scontato. vabbè, ma non diamo niente per scontato, adesso non ero io che lo dicevo, però non si dà niente per scontato. E, no, poi dicevo questa cosa qua dell'arte contemporanea, perché volevo accennare al fatto che hai frequentato degli artisti di arte contemporanea, nel senso che sei stato, hai avuto la fortuna di partecipare a cos'era un programma delle OGR, che insomma noi li guardiamo solo per fare i concerti, invece ci fanno anche delle cose lì, e tu sei entrato in contatto con queste cose. Sì, con artisti contemporanei, anche non italiani. Anche non italiani, e quindi mi ha dato così qualche spruzzata dalla tua biografia. Il prossimo brano c'entra qualcosa con queste esperienze delle OGR? No, l'avevi fatto prima. No, anche perché il prossimo... Ecco. No, il prossimo l'ho scritto prima, quindi non... Non era possibile. Non era possibile, è scritto prima e fa sempre parte quindi di questo EP, BEP. No, questo è Destinity, questo è Destinity. No. Ma non hai cambiato la scaletta, scusa. No, questo è... No, non hai fregato, cioè non è che potevo. Questo è un inedito che in verità l'ho già l'inedito. suonato in live, però Non lo diciamo però perché se no mi fai fare una figuraccia. Sono andato con i tuoi amici magari a casa di qualcuno, ma in pubblico, proprio in pubblico. È la prima volta che lo fai, che si intitola Se piovesse sarebbe neve. che in effetti in questa stagione è un Sì, brano è calzante. che potrebbe essere proprio lui, signori e signori, Nicola in musica. Incontriamoci nel vuoto dei discorsi, parliamo del meteo e del frapporsi di nuvole, di niente, soffriamo in silenzio, frasi che non ricorderò e falsi limiti, e pensa che se piovesse sarebbe neve, e pensa che se piovesse sarebbe neve. Vestirò le parole di un po' di senso, giurerò sull'amore e per il resto non saprò di ciò che perso fatto o lo farò, ma non oggi. Incontriamoci
Estate con occhi stanchi, rassegniamoci. Etichette convenevoli, ma giuriamoci che domani sarà diverso. E pensa che se piovesse sarebbe neve. E pensa che se piovesse sarebbe neve. Vestirò le parole di un po' di senso, giurerò sull'amore e per il resto non saprò di ciò che penso fatto o lo farò, ma non vestirò le parole di un po' di senso, giurerò sull'amore per il resto non saprò ciò che penso fatto o lo farò, ma non oggi. Grazie. Lo farai, ma diciamo non oggi, perché adesso ci stai lavorando, quindi questo uscirà probabilmente in una prossima raccolta che pubblicherai. Sì, No? magari in estate. Magari in estate, così proprio è giustamente come dire, un po' anacronistico, Sì. è un po' controcorrente. E invece adesso torniamo su quelli che sono i tuoi brani già pubblicati. Credo che a questo punto ci farai sentire quello che era il singolo, l'ultimo singolo che hai fatto uscire. No, è vero, ma adesso c'è stato adesso. Già stavo modificando la scaletta perché Adesso poi però si intabacca, quello lì, è meglio lasciarlo tranquillo. No, questo è un pezzo che è uscito come singolo e basta. sì, è l'ultimo singolo, è uscito a novembre. Adesso Sì, scusami, prima- non vorrei, però è un titolo che è estremamente pop, che sembra quasi il titolo di un profumo praticamente. Questo si chiama Destinity, hai capito? Una cosa così. Come è venuto invece questo Destinity? Di cosa parla? No, Destiny è un nome proprio di una donna nigeriana, di una migrante nigeriana. Nigeriano. Il testo non l'ho scritto io, ma l'ha scritto un mio amico siciliano. E il testo è in siciliano. Quindi se non ci capite niente è perché non siete siciliani. Quindi ho una brutta notizia per voi. Non siete siciliani. Poi diciamo c'è nel videoclip, poi eventualmente ci sono delle cose, non capite, ci sono tutti i tuoi contatti, Sì, puoi Nicola in spiegare. musica, mi cercate, mi trovate. Non c'è problema. Va bene, e allora ascoltiamo questo brano in dialetto siciliano, lingua siciliana, praticamente. Questo Destinity, c'è anche un'armonica, quindi un brano in più, lo dico anche per tutti coloro i quali poi ci ascolteranno anche su Radio Reporter 99.9, perché poi andranno in onda degli estratti sulla radio domani sera dalle 11, non tu, però adesso poi con calma, tra qualche settimana, però dalle 11 a mezzanotte su 99.9 di Radio Reporter 90, cioè nel senso che non ce la faccio a registrare e mandare subito in onda. E salutiamo anche quelli che ci ascoltano in streaming, perché siamo in streaming. Ciao mamma, Adesso ciao magari papà. qualcuno ti ascolta Non da so se ce l'hanno lontano. fatta. Io l'ho Basta spiegato. andare sulla pagina corto, tu diglielo, sulla Sì, pagina. no, gliel'ho spiegato, gliel'hai però spiegato. non è facile. Lo so che non è facile, però resta lì anche nei prossimi giorni, quindi eventualmente si dicono ma sei andato veramente, tu gli giri la cosa Sì. e si può Massimo vedere. sì, vabbè, ma Facciamo anche questo credo servizio. in loro. Credo in loro. Va bene, allora siamo pronti a ascoltare questo brano, signori e signori, Nicola in musica. Occhi di luna e facci sera, carretti mari in tempi morti, avere luce in funne varchi, runni si vota sorti. Occhi di luna e panzacino, e tu sei
Se nasce a mare cresci sotto lampari notti, occhi di luna e voci fina, con quali facci da ricuogli, come si chiama questa fira a nascere in te scuogli. Occhi di luna e facilina, le stessi posti runi scappi, da resta l'acqua rince scappi e tira vento un facci, e come notte arrivano i vira, come si chiama con un cianci mai, e come notte arrivano i vira, e come luna ti ne vai, e come notte arrivano i vira, e come luna ti ne vai. Come si chiama luna? Come si chiama luna tua? Come si chiama luna? Come si chiama luna tua? Come si chiama luna? Come si chiama luna tua? Come si chiama luna tua? Allora Nicola, siamo arrivati diciamo, alla fine di questo tuo diciamo, breve live set qui al Salotto. Con quale brano ci diamo l'arrivederci, visto che ormai diciamo, stai a Torino perché tu stai studiando qua, no? Sì. Ci metterai ancora un po', pensi di fare veloce? Vabbè, un anno Un anno sicuro. Esatto. Quindi diciamo che abbiamo tempo di rivederci, perché stai studiando economia, se non ricordo, economia. Approfitto per dire che sabato sono all'off topic, quindi magari. Come no? Cioè, se questo sabato. Quindi questo è un arrivederci. Questo è un arrivederci, questo sabato, no, anzi, seguitelo perché sulla pagina Facebook e sugli altri Instagram. Bisogna mettere Nicola in musica e vieni fuori tu. Quindi questo sabato sarai a Off Topic. Oh, benissimo, quindi segniamolo per quindi fare un concertino lì, un'apparizione. Sì, apro la serata. Quindi bisogna andare presto. No, alle 23. Alle 23, apri la serata però è alle 23. Chiaro, tanto mica devi andare a lavorare il giorno dopo. Va bene, e allora stasera con che cosa ci saluti? Con quale brano? Questo fa parte dell'EP, si chiama Yogurt Greco. Yogurt Greco, che è un brano che ha vinto anche un premio, vero? Ah no, non è un premio. Non è un premio. Non è un premio. Sono stato selezionato a Sanremo Rock. Scusa. Sono stato selezionato a Sanremo Rock. Con questo brano, diciamolo, mica è una cosa buona. Quindi questo yogurt alla fine non è troppo acido, è uno yogurt greco buono. No, a me non piace. Non piace. Parla di questo, non mi piace. Non ne becco uno, vabbè. Mi spiace. Poi questione di gusti, però diciamo lo yogurt. Però nel tuo caso magro, solo yogurt. Non greco, a te quello greco non piace. Va bene, signore, abbiamo capito anche i gusti del nostro Nicola in musica.
di insistere così. Passa il tempo e non è rimasto niente di me. Andare avanti e non avere nulla dietro di sé, e prendere il metro e misurarsi meno di un metro, fare la spesa all'euro per comprarsi lo yogurt greco, ma che è piaciuto mai. Dovrei smetterla di insistere così, che preludi e ti illudi, che faccia bene e ti aiuti quando il tuo dolore. Ma guarda le tue mani, guardale. Dovrei smetterla di insistere così. Dovrei smetterla di ridere. Così. Nicola in musica, grazie mille, thank you very much. Aspetta un attimo, non staccare la chitarra subitaneamente e ti facciamo un grosso in bocca al lupo e speriamo di rivederci prestissimo. Venerdì sera quindi sarai sabato sera che fate? Buonanotte, venerdì sera devo andare a casa. Sei a casa, se eventualmente sappiate che è a casa per rispondere sui messaggi di Facebook e quindi tutti quanti i social. Grazie ancora a Nicola in musica. Adesso noi facciamo un brevissimo cambio palco e tra poco qui sul palco del salotto Malbec.